Va cambiata immediatamente la normativa sui risarcimenti INAIL per chi muore durante il periodo di alternanza scuola-lavoro. È la promessa del ministro del lavoro Marina Calderone alla notizia del mancato indennizzo INAIL ai familiari del 18enne di Ceggia Giuliano De Seta, morto lo scorso settembre schiacciato da una lastra di metallo durante uno stage in una fabbrica metalmeccanica di Noventa di Piave. Secondo la legge, l'INAIL non è tenuta a risarcire la famiglia della vittima, lo fa solo se questa fosse stata il principale percettore del reddito familiare. Il 12 gennaio la Calderone, insieme ai colleghi all'istruzione e all'università, presiederà un tavolo tecnico governativo sulla sicurezza sul lavoro con l'INAIL e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro per correggere la normativa. Nel 2022 sono stati 3 i decessi di studenti avvenuti durante gli stage dell'alternanza scuola-lavoro. I genitori di Giuliano De Seta attendono con una precisazione. La famiglia De Seta non ha alcuna intenzione allo stato attuale di pensare, non gli passa neppure per l'anticamera del cervello di pensare a risarcimento danni, perché stanno cercando di capire e metabolizzare la perdita subita e capire a chi sono attribuibili le responsabilità. In un secondo momento, quando le responsabilità e le persone che hanno provocato l'eventuale decesso di Giuliano saranno chiare, allora si potrà pensare ad un ristoro.